Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados dai sos cantadores e dai Bustiano Pilosu. In questa puntata, Bustiano Pilosu chistionada con Tore Carzedda, cantatore de Tiniscole. In vita sua, Tore ha fatto sempre boghe e mesuoghe. Ad imparato a cantare in pizzinnia, intennine su babbu, poeta, e ponine sas prima boghes cantane con sol frades. Tore pone boghe, ma scriede finzas poesias, componimentos chi poi cantada con su tenore su. Con Bustiano fa edda desesperienza de emigradu in Nord Italia, tribaglianne po 28 annos, responsabile prima de una comunitade e poi de un carcere minorile. Forse se proprio custu impinnu con sol zovanos, duada zuadu a si faghe mastru de canto a tenore, c'hanno storradu a Tiniscole. C'hanno esposto a cantare con sos pizzoccos, commente scapittadu con su tenore moltalbo. Iscultate Boscommo, sa resonata de Bustiano Pilosu con Tore Carzedda. In Tiniscole registrammus un abboiu de tenores po su progetto Modas. Questo progetto che è stato fatto da Esarette de su canto a tenore, chi bide commente capofila Sisre dessa Sardigna, chi tene sede in Nugoro, e Sisre Musica. E noi si deppimmo il faghere. Innanti il dedotto su censimento de sos cantadores, che tene de due al momento. Uno est gusto de faghere proprio un elenco de cantadores, parte po parte chi faghen su tenore, e un'altra parte est finzal de documentare su parrere de sos cantadores, sas istorias issoro, e finza su cantico. Si biresessimmus in tuttus albiddas de su canto a tenore, chi est un trivaglio mannu, ma semus cominzende. E oie, in Tiniscole, cominzammus custos arreiono subra su tenore, che in Tore Paolo Carzedda, chi est uno cantatore tiniscolesu che tene de belle che 70 annos, quasi, poi non li spiega bene. E tanto che in Tore Carzedda arreionammo dessa esperienza sua e de su parre subra su tenore in Tiniscole e subra su tenore in generale in Sardegna. Intanto ti saluto, Paolo. Ascolta Paolo, tanto tu commente quando hai cominciato tu a prima volta a cantare a tenore, si è a pizzinu o a mannu? Da pizzinu minore proprio. E poi già quasi a fine delle elementari, sa prima media, poi pastorillo, lachinzario e porcario, e poi appassionato dai minori. Anche tu quasi una cultura familiare, babbi poeta e cantata a tenore puro. E quindi spesso andavo a los intendere, io mi sono generosa, o su club namos a Americana de esos cazzatori me Bovore Pellegrino, in io cantai in poesia e a tenore, sono due canti che sa chiana di Prus. E in quei minore ascoltavo e imparavo. E da qui mi sono appassionato intanto apprenditato da babbo la vena poetica. E dai tanto però appassionato sempre di questa cultura nostra, mi compravo la scatonetta, la stessa grazia, che sa sta cosa importante da Ilda. La prima scatone esiste le buone pubbliche, la mondana commedia, poi mi ho comprato la canzone Diana che mi piace metta. E poi ho sempre seguito comunque la poesia, le tenore che ne hanno la festa sempre della grazia, e mi è sempre spiegata la poesia, quindi su canto può cantare a tenore proprio. E fino a scomo, che scomo, su Prusio, che non so Peppino Mario, tutti i poeti hermani che sono belli a cantare, mi canto per spesso roba che mi ha scritto io e tutto. E infatti l'ho notato che tu canta a vinzas poesias che scrivi tu e Mattessi. Ma tu hai sempre fatto oghe o altre parti del suo tenore? No, oghe e mesuoghe, che ho sempre fatto a livello del tenore. In famiglia abbiamo due fratelli, una contra e uno basso, Ioanna e Tonino, e spesso cantiamo in famiglia. In quello tutto, poi la festa tradizionale su quella, lo zonzolo, il spuntino al vario, eccetera. Poi amici, scoste cordate, insomma. A volte arrangiamo spuro, ecco, mancando un pezzo diverso adeguare a questa situazione, circostanza che si è creata, di modificare, poter fare che le muoiono e allegria, insomma. No, è interessante questo fatto che Babbo Dovo canta io, no? Però su Bruce fi poesia. Poesia, sì, poeta, sì. Però fi bello che teniasi su tenore in famiglia. Basso, contra e mezza oghe, si poteva fare su tenore in famiglia, bindata non pezzi in custa de Ida, ma in Medal Bida abbiamo notato che bada famiglia che tenen su tenore completo intre sa famiglia i soro Mattessi, no? Quando sono frate del Meda, questa cosa sagatta da Fittiano, namus. Bene, e in Tiniscole, itte minaras tue, de gusto tenore de Tiniscole,
quando l'intendias a pizzin e quando l'has provato a pizzinnu, fi diverso dai su che cantammus commo, dai su che si canta commo o no? Qualche cosa ha cambiato. Poi me ne si avevo collegato fino a suo tempo. La stessa poesia, poi me, quando cantai Babbo, a cantare lo tempo dettando, ti illustrai tutta una situazione diversa. E forse portai fino a su improvvisatore, su cantatore a tenore, a cusso, a s'inserire in questo tempo, ecco. Oggi può narrare lo tempo dei suoi massai, dei suoi pastori, un determinato, in certo modo non bisogna più, no? E quindi attento a questo tipo di evoluzione. Però tornare su 70-80 pochino, se non più, bisogna sempre, scusate, l'impostamento del suo canto, e scuso, lo scorfo, la zerata bocca nota, la seria, sono cussos, ecco, insomma. Faghenos su conta, Zigu, in teniscole, tanto salmodas che si cantano in teniscole, quali sono le maniere di cantare? Ne che narrare, voi stenidese, Bocche notte. La bocca notte, si canta a seria, a salestra, e poi sono molto, canto addirittura, teniamo il ricordo di Natale, che lo cantano a Missepuddo, e su tenore che cantate, bello, noi concordo, proprio tenore. Cioè, a Bocche di Ula. Proprio a tenore, su che cantiamo noi, proprio se cantai curso. Quando fini questo cantico, che voi magari stasera lo registriamo pure, magari si lo scanta. Sono stano del naschido, indie de vriedo, non era da tetia, e beva Maria. A questo risponde su tenore, viva Maria e Maria risponde viva. Su tenore a questo tipo. Risponde chi in questo. Diverso tipo, poi viste la serenata pure a tenore che metta bella, E come? Qui che sono poeta che improvvisa e poi risponde al suo tenore puro. A cosa esempio, su corre innamorato c'era di una piscina che sta in Tudina e de Chida, però cantata a tenore, poi su tenore italiano, è tutta una costruzione a suo momento, sa poesia, su tenore puro, poi festeggiare una sposa. La promessa sposa. Promessa sposa. Messo il ballo sono mendalnato. Ballo pure io, su baronia su nostro. Si dice il mentica sul ballo. Tanto, per noi intanto su tenore festa. Cantina sul tenore subito a fare gruppo, comunella e ascoltare. E poi si canta naturalmente, sai, la festa, io sono sposonzo. Questa tradizione, su ballo, a bocca tenore. Poi è cominciato a avere qualche anziano che sa fisarmonica, eccetera, eccetera. Però prima che non va fisarmonica, io pensavo il minore, su più samunite, su tenore a ballo. Ma è come i suoi sposonzi, ti capita qualche volta che si canta da tenore in teniscole? Pa che nulla, devo lasciare la verità. Più che altro in questo campo, come sono anche in riferimento alla polifonia nuoresa, che lei canta Salve Maria, Zaneddo, questa cosa, eccetera, eccetera. Però cariche sposonzo la questo pure, cioè non tanto questo che parlerle prima, la polifonia la usano in greia. Ecco. Mentre sul tenore è andata a fare che Samuino in un locale, queste quell'altre poi mi è capitato nella del Pacqui, nella Costa Caldo, mentre a Gallo Reso, abbiamo fatto un golfica del tenore per un sposonzo. E che gli narra scusso, magari non naro e sal cerimonia, sa che su tenore non besti stato mai, no? De accompagnare in creia, sposonzo. No, io sono ende poi, in intro dessa festa, no? In festa, no, si cantata a tenore può ballare, può creare per questa muina, in questa occasione per poter. Ma è come su Mantessi qualche volta gli ha da cantare a tenore e i suoi sposonzi, non naro il suo momento di si sposo, sono ende quando si va che su sera, sa festa e gai. Non metta, ha calato Parizia che pure, è una verità, non è più prima, però c'è, in Parizia Samuina, visto che hanno cantato anche in festa su proprio. Però su Prus come Gallo canta una metta, quasi che a prima canta una metta per quanto riguarda l'addio al celibato, namoso. Se ad esempio, in particolare, del sposo, tanto la greffa, la compagnia, se la cantare che è bella muina, bella però poter avere allegria del tenore. Questo beste gallo metta, è sentito pure. Invece se accompagnare ballo in teniscole questa cosa, come in tutta la Sardegna, da essere bruspago. Bruspago che bisogna questa musica, bisogna sonette, se la fisarmonica. Però cantiamo spesso, a bocca a ballo, sai stragrazia, ti filma, suonare, sa dia, samune, e ti pongono a cantare a sentire e ballata. E ballata.
Per fortuna rispetto a prima, come questa festa si sono organizzando e si allevano e sono rinfrescando e mantenendo la cultura nostra. E stanno organizzano, oltre alla polifonia tutto, per organizzare per una serata di cultura sarda e non manca su tenore e non manca su ballo. Battono un crappario che è il ballino per suo zio Parreddo a tenere quasi 90 anni. A proposito, tu canta, mi chiede scritto che sono chi canta pure, canta Tassantica pure, ma su primo anno ballerini in scuola. Pensavo che era Carzeando che ballavo. Sia ballito che baronieso. È una persona, a ogni esta besta, a ogni muila, si intende musica, bene, a cantare o a ballare. E quindi besta si mantiene, dai. No, è importante che siamo vedendo che si sono mantese la funzione tradizionale del tenore, no? Dessa companzia, dessa poesia, dessa festa del ballo, dessa sposonzo, e finza sa parte religiosa che non è proprio in creia, però a fine sanno a cantare sul cantico sul gosol de Natale fa che parte di una funzione di musica legata alla religione e ascolta. A me mi interessa che intego a ragionare di un'altra questione che è importante a me, che io dico e tappo con notto che commenta una specie di operatore culturale in teniscole. Da quando sei girato, tu sei stato emigrato, no? Sono stato arruolato per comandante di una carcere minorile della Beccaria di Milano per 20 anni. E prima per responsabile di una comunità per piscino che ha una problematica di devianza. Per 8 anni ho fatto questo lavoro. E fisi in Milano, malnato? A Milano, prima a Piacenza, 8 anni, il responsabile di questa comunità, poi da lì mi hanno mandato a comandante a Milano su Beccaria, carcere minorile Beccaria. E Torre Mannare scanto bisesi stato? In tutto ho fatto 28 anni e mezzo effettivo di servizio. 8 anni di comunità e 20 comandante carcere. E contemporaneamente istruttore in scuola di formazione per il personale per i minorenni sempre, che io trovato sempre speziale non minore. Da 14 a 18 anni. Questo fatto, a zigo, a parre il mio, ti ha battuto a tenere una sensibilità di manna sopra namusu a sol giovani adolescenti che sono crescenti, che sono benzende facendo uomini e asa, come te da poco noto io, insomma, poi mi narras tu il vero sono il vero, chi ha spesato proprio cantatore a tenore, ma che in un doppio intento, no, che è scusso de fagere gruppo pizzinnos o dello sponne sparisi, de fare scultura parisi, e de cantare a tenore cada gradata, e de fare scultura sarda in teniscole. E questo, insomma, narrano de gusto esperienze tue da quando sei girato. Da quando sono girato, nario minimo, tra virgolette, nario, ha formato una decina o due che pizzino si non depreso. La prima cosa che abbiamo fatto sul tenore, il tenore Montalbo, che già in mano ma è sempre giovane rispetto a me, che nei pizzinottoli io tenevo che manca in mano, adesso ne teniamo 6, 7, 8. Tanto, però ho fatto un bel gruppo, abbiamo travallato. Però prima, contemporaneamente travallato con un gruppo di pizzinelli, sono figlio di Demetrio, Feno, Congiu, ma pizzinelli che in Sarmedia, sono pure 2 o 3 anni, e mi punita una mastra, una emmina, che imparata io la tenore, chiamo tenore, oppure poi no, che chiamo la scuola di tenore questo spizzino. E niente, è stata un'esperienza che ho sempre seguito fino al tenore attuale. Purtroppo non è morto canno su basso, un pizzino di 21 anni, che abbiamo già cominciato addirittura. Aumentano su nome Luigi Farres, da Esocoro proprio oltre ad essere un bravissimo ragazzo, un bello basso proprio decoro, un gigante buono lo chiamavo lui in zona, ma era un bravo ragazzo in tutto, e poi appassionato del canto. Cantai ogni tipo di tenore, imitai sorronese, sorgolese, uniferi, tutto. A chiara, sotto, pesante costavo che voi, però avevo una passione innata. Mi lamento che abbiamo cantato vari. A riguardo questo pezzino però, altro spezzino per Giuseppe Caprari, questo pezzino giovane, che me così in tenore sono formato orgai. È stato bello che poi hanno passato questo tipo, ancolato, a Sasara da Bropa, a moda nostra, ancolato a scuola questo messaggio, che tu andai al liceo o andai a Grazia, e sai di canzoni, ti cantando a tenore. È bello, una cosa che si è tramandata, cosa che purtroppo non è successa, non succede per la poesia.
siamo in via d'estinzione. Sono l'ultimo dei mohicani. Benato un altro, che è Stavrato, un poeta che mi sta bravo in via Salvatore Mele. Petro Subrato non mi canta più, scattando un problema, non tomoro per mi schiena Sauca, Salimba. E per Giancarlo che se pure non mi canta più. E altro non ben dato. Giancarlo Gale. Giancarlo Mele, Subrato. Un altro frate. Salvatore, già lo conosci, cantai bene me. Cantai in babbo, cantai in babbo. Vede uno bravissimo poeta, improvvisatore. Poteva tenere vinza su una sorte sino a attento a Dolumanno su che attento. E però, sa poesia pure si dia poter fare qualche cosa, è più difficile, il tenore magari a zua su pizzino che abbessa con panzia, no? Che si fa in gruppo e tanto quando si sparisi è più facile, vinza a superare una timidezza sul fatto che un pizzino potete timere a si esponere, no? Poi meno si può fare sicuramente qualche cosa, questo teatro non è una esperienza, perché hai partecipato tu per sul liceo un anno, proprio che sono socio tenore, e abbiamo fatto un corso pomeridiano a suoi studenti, che abbiamo partecipato fino a Spezzina, batto una mezz'ora di una pizzina lodina e di una campanella, per 3 anni, ma bravissima. Però contemporaneamente, questo tempo, stiamo imparando a sospezzino a scrivere a battolina, su sonetto, questo cullato, e in un modo di rinfrescare a questi bacari che vena, e ha scritto bello sonetto, bella squartina proprio. E quindi per me deve essere un modo, questo può essere un modo che magari che è travallato, elaborato, che in competenza, che è competente può tirare e mantenere questo affare. Che per me poi, che in tutto il rispetto ad ogni cosa, la poesia è il fondamento del suo canto. Se uno scrive, te lo canta. E non si tipo canto poi. La poesia è fondamentale. Sul canto nostro, quando c'è una bella scazzone di Pipino Numereo, o Sarmoda di Raimundo Pira, sa barra bocca aperta, ascoltare che si cantando bellezza. Li pone sa bellezza, non sa melodia, il canto nostro. Però la poesia pure è fondamentale per questo. Sì, la poesia cantata, improvvisata, è più bella pure, se queremmo, che a questo punto si è solo più facendo poesia dai su nuda, no? A noi sempre cosa nuova, tu già lischi. Poi magari stasera uno cantichetto proviamo all'improvvisare, ma giusto per lo registrare, che su tenore che la companza, intendiamo finza come si accompagna la poesia in ogni scuole. E posto di questo gruppo di giovani che mi fisi in ende, praticamente in base a suo trivaglio di donzuni, impigno, e gai, sul gruppo si è sempre rinnovato, è stato a rinnovare, no? Tanto un problema di questa bella passione, di questa bella cultura nostra, è il problema sardo in generale. L'immigrazione, gli studi, e tanto per un motivo opposato perde sempre un pezzo e tanto torna a cominciare per esempio importante tenere questa forza e quasi candana o per un motivo del lavoro devi arruolare o devi emigrare o devi andare a studiare a Cagliari a Nuoro e perde il suo pezzo e tanto devi tornare a cominciare a trovare però è importante che non mori a questa gana sempre di costruire, di cliccare. Beh, come quello mi scrive 2-3 mesi che è mancato Luiso e abbiamo mostrato a sapere caprare. Che pure, però abbiamo sperato che ha zappato un travallo che ha chiesto pizzaiolo non è mai. E la sera poi più importante andare a cantare, questo non è mai, non poteva bene assai sperare spuro. E come abbiamo cambiato travallo e questi più disponibili, andare bene al ristorante che ci ha appassionato sempre, nel ristorante. Questo è un problema che teniamo per mano, ecco, del discorso di non sapere un travallo visto il luogo suo, per poter esponere la crina, questo va po' metta. Sì, pensa a sentire in scuola che steniamo una ida magari a Curzammare, va più strivaglio, paragonato a tra il Villa dell'Interno, e non per questo problema il manno a vero. Più di noi, però in ogni pure, che noi stasera è tutto, Riccardo per esempio, non vi potete bene, che queste i fora di rivagliende, che su mezzo, e Gaiatero so chi. Prima di tutto è su trivaglio, su tenore è una bella passione, ma deve se campare a te, a sua famiglia e cantubata. Ascolta, un'altra cosa che mi pare che gli ho precontare, o che che gli regionare che integro di questo fatto, tu hai malmente vado a Como, bassos, contra e mesa al boghese. Non ma mento vado boghese di questo spizzino, gente che pesa, da chi canta, da come intendiamo noi a sarda. Noi abbiamo data diverso e canta bene pure.
ad esempio, che noi si è scritto Riccardo D'Adea, è un jolly. A Sudamericana andiamo sempre che Riccardo canta bene, e canta questa moda nostra proprio nelle scuole antica pure. Tenete una mesuoche che pare uno signolo, e anche viene a contra. La Pintesu contra pure. Magari uno più di un altro, un po' meno, sta a una mesuoche, è una meraviglia, che ti andare ogni tenore. Ti dai una copertura musicale che non è indifferente. Però, questo Davide Secchi pure che mi piace, metta proprio, in particolare quando canta questa Ti segnalare questo vicino? Antoni Secchi. Sì. E questa famiglia pure, sono 3 fratelli che cantano, uno basso, uno contro, uno canta. E sono bravo, tutta strese. E poi altro diverso, giovane, tutto il figlio di Francisco nel Nobello cantano tutto, pure l'eredità paterna, che i cantatori in particolare, e hanno eredità bene, e hanno seminato bene che sono figli che hanno seguito questa tradizione. E squisite dinaro, questa è una cosa bella meda, che sos tempo de oggi non si pesa da un montone di altre parti del suo tenore, no? Ma boches de qualità è difficile. Io mi abbizzo che per un montone di motivi, no? Magari lo potremmo pensare a ragionare, ma quando canta stue, dal bidu cudol ziro de oghe, che noi li namus a Santica, no? Che vidi come te canta iana, so schiamus connotto, sol manno schiamus connotto quando vimus pizzino, se gai. E tu hai manteso meta de questo modo de cantare, che in cui gridi de entrata, aumentare sul volume, va che scudo ziro arto, poi sol zovano sono vai come pare che la parina, no? Non lo scherimus offendere che in questo, magari è più bello, adesso le spara più bello. È questo che non ha, magari intendo sul tenore che pare più allegro d'esattero. Ad esempio, ha fatto mettere in scuola Neonelli, che tengono un tipo di canto che quasi, forse andare italianizzate troppo, però brillanti, allegro, che pare quasi una di musica leggera, talmente organizzato e impostato in un determinato modo. Però cantano a metta, viene a sostenere, noi andiamo a Samontannina, no? Quando cantano a Solonesa, a Sorgolesa, cantano a Montannina, però devono dire che questa montannina nostra, però, pomene, viene sazzerata, che la chiamo noi sforziare sauche, e dare su quel forte sottenore che diventa proprio allegro. Beh, questa imitazione che ti picca, no, che rispetto a prima, specialmente di oggi, si collegano a YouTube. Questa cosa ti ascoltano mille cose, sai, il telefonino si ascoltano le tenore, e quindi ascolta un po' tutto lo tenore, sai. E questa influenza di tutto questo. È bello, però ritengo, impara tutto, che è bella imparare tutto, ma mantenere la tradizione tua, della terra tua, della cultura tua. È una giunta poi su questo e a che parte di tutto il resto. Che noi in questo, almeno su titolo di questo progetto che siamo battendo da innanti, sì, è Modas, che è un titolo che viene da Conca, da una proposta che ha fatto Antonio Buzzu di Uliana, no? Che in una riunione che abbiamo fatto, che noi abbiamo progettando, è andato di Pimmus, però da regara, non è che di Pimmus pezzi organizzare e mantenere su tenore in generale. Dobbiamo cercare di mantenere salmoda al bida poi. Detto andiamo nato e tanto li ponimmo su titolo proprio di modas, che dedicammo a mantenere salmodas e questa varietà bella che renare il finza a tenere scosa meda, no? De tenore. Potete essere finza uno dei suoi obiettivi, che non potremmo sponnere, de ponere in evidenza che le sono carattere de donzi tenore diverse de donzi moda. Poi ti queria narrare una cosa sopra questo. Sol bezzo, ti lo ammental, no? Dai, con il zio tieni scuola di cantaiana. Dai uno a satiro uguale cantaiana. No, so che si strada namos, ecco. E poi satiro si adegua a so scorfoso. Però namos certo scorfoso che a Santica sono cudo, cambia sao che tutto canto, però su corpo è scudo. Quindi si cambia la tonalità, però su corpo hanno detto uguale. Però salvo che scrive Isaiana, da una satira a differenza. Differenza notevole, sì. Chi babbe tutto, io si mette più antico e me, ecco. Cantai mette più la seria.
E quando passa no che passa un mille imponare. E quando passa no che passa un mille, no? Beste questa differenza. Poi quando arriva a scorfolo, la fa che magari uguale a isso, no? Poi che scominciare, era tornato, ragazzi, è vero. Beste, queria narrare a proposito delle armodas. Certo. Sono d'accordo proprio sul modo più totale. Che ogni da tenete su tra io a moda sua. È giusto stimare, rispettare, valorizzare la cultura locale. Poi diventa un arreio unico, su tenore, sardo, e ognuno che sa, concordo, mi piace questo tipo di arreio, di moda di rispettare e valorizzare tutto quanto sa fare. Sì. E te nel bidea di seguire a cantare che in questo al giovane? Per forza, la passione, se catamorre, quando finite sul traguardo, no. Non la può pretendere 30 anni di immigrazione, ma se la devo prendere scomodo. Che musulmano, sempre scarabida, e non vai a circolo sardo che non cercavo di frequentare. Quindi no, la passione bestia mi piace sempre, in sola. Ogni tanto, ormai come sono pensionato, traballo pure di prima. E sono diventato in zattelli, porcari, olivare, queste cose, fino a sputare la canna cantando. Questa passione. No? O improvvisando pure, mi piace. A volte ma questo tema mio contro me e tutto. No, c'è la passione, mi piace su canto innato. Ecco. Allora, grazie di questa ragionata che noi abbiamo Grazie fatto. A te e sì che bilagoi, che è importante poter, innanzi di tutto, possa ir da tua, e poi su tenore in generale. Grazie. Grazie a voi. Azis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Vilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Vilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrao de Vonne, cantato da su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.